Una bomba d'acqua che si è abbattuta su Pove, tanti i danni, signora, casa sua abbiamo visto fango ovunque, acqua dappertutto, qual è la situazione? Per fortuna che sono arrivati amici e protezione civile, pompieri e siamo diciamo un buon punto, però i danni sono tanti. Abbiamo visto il garage, la cantina completamente allagati, anche in cucina c'era acqua, insomma come avete vissuto questi momenti? È un po' brutto, soprattutto la nostra figlia che ha vissuto in prima persona queste cose, ha preso tanta paura e anch'io quando sono arrivata dal lavoro ho trovato un macerie davanti alla casa praticamente e buchi di terra, insomma così. Ecco, lei stava lavorando, è stata richiamata d'urgenza perché la casa era completamente sommersa e invasa dal fango. Sì, esatto. Proprio così ho lasciato il lavoro, è arrivata qua di corsa. E adesso la conta dei danni, intanto bisogna ripulire tutto e poi insomma capire quanti danni ha fatto questo maltempo, questa alluvione qui a Pove. Sì, speriamo che meno possibile, però fa male il cuore, diciamo, pensare a tutte queste cose. È una cosa inaspettata e così, speriamo. Insomma si aspettava un disastro del genere qui dalle prime ore del mattino. Mai visto una cosa del genere, non mi aspettavo proprio. Com'è la situazione non solo qua in centro ma anche verso la montagna? Se verso la montagna non lo so, ma comunque dovrebbe essere un disastro anche su perché stanno pulendo anche sulle strade più alte qua. Da che ora è qui stamattina? Dalle 11, E quanto fango ha raccolto? 3 camion fino adesso. Spango, sassi, La normalità, insomma, quanto ci vorrà per avere un attimo le strade di nuovo per percorribili? stasera